Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo alla follia, o meglio all'attacco diretto della magistratocrazia, cioè di certa magistratura ideologizzata, al cuore dello Stato. Eh sì, perché la notizia di stasera è che il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso virgolette della Premier, del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, processo che si è arenato contro la logica, il diritto, il principio basilare della separazione dei poteri, processo che era chiaramente un attacco politico personale a Matteo Salvini. Ebbene, questo stesso procuratore della Repubblica ha appena inviato un avviso di garanzia alla Premier medesima, Giorgia Meloni, nonché ai ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano, per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Al-Masri, per i reati di favoreggiamento e peculato. Dice la Premier, probabilmente al seguito di una denuncia, e questa, come dire, è quel dettaglio che dettaglio non è, che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi. Ma al di là di questo, allora, fino al di là del merito della questione intricatissima di Al-Masri, che comunque ricordiamo stava scorazzando tranquillamente in tutta Europa, immaginiamo pura coincidenza, mette piede in Italia, scatta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto, richiesta che poi non viene esaudita dalla magistratura italiana, per un vizio di forma della Corte Penale Internazionale medesima. Quindi è la magistratura italiana che non dà seguito pratico a quanto richiesto dalla Corte Penale Internazionale. La decisione della politica italiana di Giorgia Meloni, che ha rivendicato anche nel video che ha appena diffuso sui social, a quel punto, avendo questo soggetto libero in Italia, è stata quella di rimpatriarlo, come è avvenuto in altri casi analoghi, proprio perché è soggetto particolare, per usare un eufemismo, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, il che poi nella pratica vuol dire, ha voluto dire probabilmente gestore, per esempio, di centri di raccolta di migranti non certo improntati al diritto, dove vanno in scena torture e via dicendo, quindi che non sia un galantuomo, ma anzi probabilmente un criminale noto. Certo, tutta la vicenda aveva delle anomalie, certo è stata la magistratura a non dare seguito, certo bisogna mettere sul tavolo un'osservazione di realismo ulteriore, perché non possiamo commuoverci tutti, giustamente, quando Cecilia Sala è prigioniera degli Ayatollah e quindi abdicare e quindi, scusate, rivendicare il principio del realismo politico e non tenere conto che in Libia ci sono grandissime aziende italiane come l'ENI, che hanno decine, centinaia di lavoratori italiani e non saranno famosi come la collega Sala, ma sono persone, lavoratori italiani all'estero in una situazione complessa e che interessi italiani, che tutto questo poteva avere un riflesso nel caso di Al-Masri. È un'osservazione realista, come siamo stati realisti nel caso di Cecilia Sala, ma questa è una mia annotazione a margine. La notizia è che la magistratocrazia alza la posta perché il governo di centrodestra non solo non manifesta alcuna crepa rilevante
ma in mezzo a difficoltà e cose perfettibili dal nostro punto di vista, sta comunque tenendo la barra dritta, sta segnando punti geopolitici palesi, è ormai ufficialmente l'interlocutore privilegiato della nuova amministrazione americana in Europa, segna punti diplomatico-economici rilevantissimi come quello in Arabia Saudita, mantiene un'unità e un'incisività dell'azione di governo anche diciamo al giro di boa della legislatura, cosa molto rara in Italia. Insomma, non c'è una parvenza di crisi politica, anche perché non c'è ormai una parvenza di opposizione, visto che il capo cordata dovrebbe essere Elly Schlein, mollata anche da Elodie, e quindi interviene la magistratura. E quindi la magistratura ideologizzata non può concedere che vada a finire così, che il governo di centrodestra navighi tranquillamente per merito proprio e che non vada in difficoltà. Non c'è l'opposizione, esercitiamo noi la supplenza. Ci inventiamo questa follia del favoreggiamento e peculato. Lo fanno gli stessi magistrati del processo Open Arms. Vedete un po' voi. Grazie a tutti, a domattina.